Sente dei rumori, si affaccia alla finestra e vede i ladri in giardino. Il proprietario di una villetta spara in aria per farli fuggire. È accaduto nel Trevigiano. Centri di espulsioni in ogni regione, il piano annunciato dal neo ministro dell'Interno Salvini e le sue applicazioni. Le perplessità di Giorgia Meloni ieri in Veneto, ma D'Arè rassicura sarà identificazione a chilometro zero. La denuncia di una giovane coppia trevigiana derubata mentre trascorreva un fine settimana di vacanza a Jesolo, la rifurtiva rintracciata nel giardino della Croce Rossa dove sono ospitati alcuni migranti. Bimbo di 5 anni dimenticato nello scuolabus da autista e accompagnatrice, incredibile vicenda a Scorzè, il piccolo è riuscito a chiedere aiuto uscendo dal finestrino soltanto dopo un'ora. Il deputato ha commesso, fa discutere la storia del veneziano Michele Mognato, tornato al suo lavoro prima della politica, non mi pento di nulla, dice. Padova si prepara alla grande festa per Sant'Antonio il 13 giugno, già più di 20.000 pellegrini transitati in Basilica, 2 reliquie in partenza per l'estero, anche in Messico e Brasile. Singolare proposta di matrimonio, quella ideata dal sindaco di Stresiano Marco Della Pietra, che ha chiesto la mano della fidanzata su Facebook. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca e torniamo a parlare di sicurezza nelle proprie abitazioni, ladri in giardino, uno scenario tante volte visto e purtroppo provato dai residenti, dai cittadini, diciamo, in tutto il Veneto. Accade che nel Trevigiano il proprietario della villetta in questione si accorge di questi rumori, vede i ladri in giardino, prende una pistola e spara in aria per farli fuggire. Sono le 3 del mattino quando il proprietario di una villetta poco lontano dal centro di Oderzo sente dei rumori, si sveglia di soprassalto e si precipita alla finestra. In giardino ci sono dei ladri che stanno per entrare in casa. L'uomo non ci pensa 2 volte, prende una pistola regolarmente detenuta e spara un colpo in aria per farli fuggire. I ladri infatti scappano attraverso i campi vicini, probabilmente per raggiungere l'auto che li attende poco distante. Il proprietario immediatamente allerta i carabinieri che raggiungono la villetta con 2 pattuglie. La zona viene perlustrata dai militari, ma dei ladri nessuna traccia. L'uomo ovviamente sporge denuncia spiegando di aver sparato in aria, colpo fra l'altro che è stato sentito anche dai vicini di casa che si sono svegliati ed hanno chiamato le forze dell'ordine chiedendo il motivo dello sparo. Nella casa dormivano anche la moglie ed il figlio che in un primo momento non si sono accorti di nulla, non avevano sentito i rumori. Grazie alla prontezza di riflessi del capofamiglia il colpo dei malviventi è andato a vuoto. Sul tentato furto ora indagano i carabinieri. E allora la denuncia di una giovane coppia trevigiana derubata mentre trascorreva un fine settimana di vacanza a Jesolo. Oltre il danno però anche la beffa, ci hanno raccontato ai nostri microfoni. Avevano deciso di trascorrere il fine settimana a Jesolo con la loro bambina, ma si è trasformato in un incubo. Mentre facevano il bagno, in poco più di 10 minuti sono stati derubati dello zaino contenente denaro, documenti, chiavi di casa e auto, cellulare ed effetti personali. Tramite la geolocalizzazione però sono risaliti al telefono. L'ho seguito, mi ha portato davanti al centro di accoglienza di migranti vicino in piazza Milano. Che ho chiamato i carabinieri per vedere se qualcuno mi accompagnava dentro a vedere se c'era il telefono. Loro hanno detto che erano troppo impegnati per uscire e ho provato con la polizia che mi ha mandato una volante. Sono entrato con la polizia all'interno del centro, abbiamo seguito la traccia finché l'iPad è stato acceso perché poi si è spento, che segnava all'interno del giardino. Poi si è spento l'iPad e non hanno voluto proseguire. La coppia racconta non solo di non essere stata abbastanza aiutata nella ricerca del cellulare localizzato nel giardino della Croce Rossa dove sono ospitati i migranti, ma sarebbe anche stata accusata di razzismo. Quando il mio moroso poi ha detto scusatemi ma vedo la localizzazione qua, vi prego, cioè è paradossale questa situazione, fate qualcosa. Hanno detto ecco il solito problema del razzismo, qui può essere tranquillamente che qualcuno sia passato, l'abbia preso e l'abbia gettato dentro, e lì si è sentito dire dalla polizia guarda siamo calmi, cerca di stare anche calmo perché è un attimo che questi ti fanno partire anche una denuncia. Oltre il danno la beffa. Credo che sia assurdo trovarsi in una situazione del genere. Qui non è il problema che era all'interno di un centro immigrati, cioè io lo ribadisco e lo continuo a ribadire, questa localizzazione poteva in quel momento essere attiva anche all'interno di un hotel di lusso frequentato solo da italiani, da tedeschi, da russi, da arabi, quello che era.
Però voglio dire, in quel caso là si vede che il telefono dà lì segnale, si cerca di fare qualcosa, si cerca di dare una mano, non ci si mette in questo atteggiamento di ostruzionismo totale, di chiusura totale, e si cerca di insabbiare tutto dicendo siete razzisti, pensate che siano stati loro per forza di cose. L'unica certezza era che la localizzazione era lì in quel punto. A proposito di profughi, di migranti, c'è il piano annunciato dal neo ministro dell'Interno Matteo Salvini, cioè la creazione dei centri di identificazione e espulsione in ogni regione, un piano che fa discutere. È sempre, diciamo, una pezza. Il grande tema è blocco navale al largo delle coste della Libia. Per me quella era la nostra posizione, quella rimane la mia posizione. Noi dobbiamo andare in Europa e avviare una missione europea che tratti con i governi libici per arrivare a un blocco navale al largo delle coste della Libia, all'apertura in Africa degli hotspot, alla valutazione in Africa dei rifugiati, alla distribuzione solo dei rifugiati equamente nei 27 paesi dell'Unione Europea. Per Giorgia Meloni, impegnata ieri nel Tour Veneto, si tratta di una pezza, non di una soluzione. Eppure il percorso indicato dal neo ministro dell'Interno Matteo Salvini è proprio quello. Centri di identificazione ed espulsione, uno in ogni regione. Un refrain aggiornato di quanto aveva annunciato l'allora ministro Minniti quasi 2 anni fa. I presidenti di regione secondo lei come accoglieranno questa richiesta? Dipenderà dai presidenti di regione, presumo. Avremo come sempre delle risposte variabili anche sulla base del partito di appartenenza. La risposta della Meloni la dice lunga sul delicato equilibrio del centrodestra a Roma. Di fatto però i CIE verrebbero creati anche nelle regioni a guida leghista, dunque prima che una parte della base del carroccio sbuffi o si rivolti, ci pensa il segretario regionale Gian Antonio D'Alè a chiarire. Non saranno quei centri come fin qui abbiamo conosciuto, ma strutture di identificazione a chilometro zero. Faremo quello che le prefetture non hanno fatto in questi anni: individuare chi fra i migranti non ha motivo di restare e rimandarlo indietro. Resta il quesito: dove farli? Una delle ipotesi più accreditate è quella di utilizzare le basi già esistenti e usate come centri migranti di vecchia concezione, ma da Cona a Bagnoli potrebbero non essere granché d'accordo, ed è un eufemismo, nonostante il CIE sia una struttura diversa rispetto agli enormi agglomerati fin qui visti nei territori. Ancora gli effetti del governo e delle misure del nuovo governo anche in Veneto. Con questa doppia flat tax attuata tra l'altro gradualmente, alcuni saranno penalizzati. Lo ha detto ieri l'ex viceministro Enrico Zanetti a Ring. L'ha detto Zanetti, uno dei padri della proposta con no tax area sino a 12.000 euro. Sentiamo le sue parole. Spese mediche per 780 euro, ripeto sempre, anche qui sono tutti dati medi, non sono stime, sono dati medi che si rilevano dai 40 milioni di dichiarazioni presentate dagli italiani. Interessi annui su mutuo prima casa 1270 euro, spese per istruzioni universitarie, ipotizzando che abbia un figlio a carico, 1000 euro, anche lì si vede come addirittura c'è un leggero aggravio. Questo per dire che così strutturata tu costruisci un sistema che è onerosissimo ma che a una fascia ampia di popolazione non darà alcun vantaggio. Se c'è una critica che io faccio, se c'è una critica però che io faccio a come noi abbiamo agito in questi anni con l'IRAP, i contributi, la decontribuzione sempre data alle imprese non ai lavoratori, l'abbattimento dell'IRES, noi abbiamo già dato molto all'impresa medio-grande, gli artigiani commercianti rientrano nei soggetti IRPEF, nei piccoli, loro giustamente dicono io non ho visto nulla e hanno ragione a dirlo, loro non hanno visto nulla, ma l'impresa intesa proprio come l'impresa con i 15 dipendenti, 20 dipendenti, noi abbiamo già dato moltissimo. Adesso onestamente è il momento di alzare le retribuzioni nette, quindi cuneo fiscale lato dipendenti, quindi dire impresa significa non aver capito che il problema dell'Italia è il costo del lavoro. Se il nostro metro di misura di competizione sono la Slovacchia e la Romania, se invece vogliamo competere con la Germania e la Francia, il nostro problema è il livello delle retribuzioni nette. Allora, siccome io penso che l'Italia c'è un abbattimento del cuneo fiscale nel contratto? Beh, ma la flat tax sulle persone, non sulle imprese, sulle persone è questo. E poi, sempre dal governo, i suoi riflessi, altre parole di Salvini, stavolta non sui profughi, ma l'apertura del ministro dell'Interno al referendum per la separazione di Venezia e Mestre. Acceso, ovviamente, ha riacceso il dibattito non solo nei comitati, ma anche fra i cittadini. Sentiamo. Non hanno niente altro da fare e pensano al referendum. Non so bene cosa possa succedere se con la divisione. Sarei quasi favorevole, però dovrei capire che differenza ci sarebbe dopo. Penso che frazionare ulteriormente
diciamo, i territori conduca a un aumento delle difficoltà della gestione dei territori, e di conseguenza io personalmente non la vedo come un'opzione utile per la comunità. Sono veneziano, nato a Venezia, costretto a venire a Mestre per via dei soldi delle case. Ha senso questo referendum? Ma mi penso di no. Non so bene cosa possa succedere se con la divisione. Sarei quasi favorevole, però dovrei capire che differenza ci sarebbe dopo. Penso che non sia da dividere, perché c'è più Venezia qua che Venezia adesso, scusa. Io penso così, da buona veneziana, perché io abitavo a Venezia. Lei sarebbe comunque favorevole a una consultazione popolare per capire se i cittadini davvero vogliono separarsi, vogliono questa separazione? Ma non vorrei che dopo Venezia avesse tutto, perché dopo alla fine Venezia prende il tutto e noi in Mestre rimaniamo fuori di tutto. Già che è andata giù da morire Mestre, non vede che non è più Mestre di una volta? Io penso che la divisione tra Mestre e Venezia non sia, per me non ha nessun, cioè per me va bene così, non penso che sia necessario. Venezia è una cosa, noi un'altra. È inutile andare avanti con questa demagogia dell'unica città. Loro hanno una essenza e noi ne abbiamo un'altra. Mestre da sola sono sicuro che riesce a svilupparsi oltre misura. L'eterno dibattito Venezia-Mestre, separazione o meno, e adesso invece torniamo a parlare di incidenti sul lavoro, di infortuni. Rimangono critiche le condizioni degli operai feriti dell'incidente, ricorderete, le acciaierie venete. In attesa del dissequestro intanto si è tenuto un vertice tra azienda e sindacati. È durato oltre 4 ore l'incontro fra i sindacati e i dirigenti di Acciaierie Venete. Primo punto, le condizioni dei lavoratori feriti, che rimangono critiche. Tutte le discussioni sulla ripartenza delle acciaierie sono state invece sospese fino alla decisione di dissequestro e alle valutazioni dello Spisal sulle condizioni di ripresa lavorativa. Secondo Lori Scarpa, segretario FIOM CGIL di Padova, questa situazione deve determinare un nuovo modo di pensare le attività siderurgiche e anche delle nuove condizioni di lavoro e di consapevolezza per i lavoratori. In queste ore intanto si è svolto l'ultimo accertamento non ripetibile della Procura, dopodiché si potrebbe andare al dissequestro dell'area. Venerdì si terrà l'assemblea fra i lavoratori, i delegati e il sindacato per fare il punto sulle prossime mosse legate al futuro delle acciaierie venete. Torniamo alla cronaca adesso, torniamo nel veneziano a Scorzè, l'incredibile vicenda di un bimbo di 5 anni che si addormenta nello scuolabus e viene dimenticato nel mezzo. Ci racconta quanto accaduto Daniela Sizia. Daniela. Buongiorno ai telespettatori, lo avete sentito, la vicenda riguarda un bimbo di appena 5 anni dimenticato sullo scuolabus. È accaduto a Scorzè, il piccolo come ogni mattina è salito assieme ad altri compagni sul pulmino, poi la stanchezza ha preso il sopravvento e si è addormentato sdraiato tra i sedili. Terminato il giro, l'autista però non si è accorto della presenza del bambino ed ha parcheggiato il mezzo di fronte ad un supermercato, poi ha chiuso e si è allontanato. Il caldo molto probabilmente ha svegliato il piccolo che si è trovato chiuso dentro e soprattutto solo. Ha atteso oltre un'ora sotto il sole, poi non si è perso d'animo nonostante l'età e la paura ed è uscito dallo scuolabus attraverso un finestrino lasciato provvidenzialmente aperto. Poi, tutto sudato, si è recato all'ingresso del supermercato ed ha chiesto aiuto, voleva la mamma, così una dipendente ed una cliente del negozio, fra l'altro la madre di un compagno d'asilo del bambino, lo hanno accudito. Hanno chiamato subito i genitori di carabinieri, fortunatamente il bimbo sta bene, non ha avuto nemmeno la necessità di avere l'assistenza medica. La vicenda però è il vaglio ovviamente degli inquirenti che dovranno far luce sulle responsabilità di quanto accaduto. Della presenza nel polmino del bambino non si è accorto né l'autista né tantomeno l'accompagnatrice. E da Scorzè è tutto, la linea allo studio. Grazie a Daniela Sizia. L'autostrada 4 Trieste-Venezia è stata chiusa questa mattina fra Villesse e Palmanova a causa di un incidente che non ha avuto conseguenze per le persone ma che ha richiesto parecchio tempo per essere risolto. La dinamica ancora non è chiara. Vede 3 veicoli coinvolti, un autotreno, una vettura e una cisterna che trasportava gasolio. Quest'ultima si è rovesciata sulla carreggiata perdendo il carburante. Oltre alla chiusura del tratto autostradale è stata chiusa l'entrata a Villesse in direzione Palmanova, mentre in A34 con un'azione di filtraggio vengono fatti entrare solo i veicoli diretti verso Trieste. Ancora una volta
Problemi al traffico nella infernale A4. Adesso a Vicenza la scoperta di droga e di soldi guadagnati con la droga in un posto insospettabile, in un centro indigenti. La droga era nascosta nel freezer dell'Ostello dei Poveri, la casa degli indigenti di Via dei Mille, i cui recapiti si trovano facilmente su internet, segnalati dal Comune e dalla Caritas. Nel corso dell'ispezione della Guardia di Finanza, accompagnata da un dipendente comunale, un ospite è stato trovato in possesso di 13.000 euro alla faccia del povero. Il suo permesso di soggiorno era scaduto da 3 anni. Da qui la perquisizione più approfondita, che ha portato alla scoperta di 60 grammi di marijuana nascosti nella cella frigorifera e dunque all'arresto dell'uomo, un marocchino di 32 anni che in quello stabile trovava ospitalità. Lei ritiene che sia pericolosa? No, beh, no, pericolosa no, comunque è un po' degradata, sì. Ecco, va bene. Vede mai movimenti strani? Basta così. Una strada conosciuta ormai, ma sulla quale pochi si vogliono esprimere. Alcuni addirittura ci avvicinano spiegando che temono ritorsioni, anche perché qui c'è una moschea. Io sono proprietario della moschea, private di che cosa? Lei è il proprietario? Esatto, sì. Quindi lei ha affittato? Affittato. Il signor Nori, che ha dato i locali in affitto agli islamici, ribadisce che i giri strani non hanno nulla a che vedere con la moschea. Sono lamentati al suo tempo perché sono abituati a lamentarsi. Ma non perché creano problemi, perché i signori guarda, entrano, escono e fanno le loro preghiere come lei va in chiesa. In Via dei Mille però il degrado è evidente, sporcizia ovunque, gli edifici sono abbandonati, i muri imbrattati, i cittadini hanno ragione. Campomarzo a nemmeno 500 metri di là d'aria, ma ancora più vicino c'è Via Torino, dove oggi c'è il front office del comune. Non basta allora trasferire gli uffici comunali per risolvere il problema del degrado, forse bisogna andare al cuore del problema e lavorare per tutte le periferie, a partire proprio da edifici come questo, dove dovrebbe trovare ospitalità chi ne ha davvero bisogno. Adesso la pubblicità, poi la storia di Michele Mognato, da deputato a commesso. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Dunque è stato parlamentare di Liberi e Uguali, ma anche per un ventennio protagonista assoluto della politica veneziana, prima col Partito Democratico e poi appunto con Liberi e Uguali, e adesso il ritorno al suo lavoro originario, quello di commesso, senza sentire peraltro granché mancanza del Parlamento, anche se la politica resta una passione. Lui è Michele Mognato, l'abbiamo raggiunto, sentiamo. Tornare in un posto di lavoro dopo 18 anni è un grande cambiamento, ma si fa, insomma, la fortuna oggi è avere un lavoro, quindi io posso dichiararmi fortunato di poter essere tornato nel mio posto di lavoro. Vice sindaco di Venezia, pro sindaco di Mestre, segretario provinciale del PD e poi onorevole. Ora Michele Mognato è tornato al suo lavoro di commesso in un grande magazzino di Marghera dopo un'aspettativa durata 18 anni. Alla faccia di chi lo accusava di far parte della famigerata casta tra le cui schiere un paracadute si trova sempre. C'è chi ti vede, ti riconosce e quindi magari è contento che tu sei tornato a lavorare, e quindi, oppure magari tanta gente che non sapeva nemmeno che io lavoravo già prima lì, e tanta gente che ti guarda con rispetto, persone che ti guardano con rispetto, e magari si chiede perché non sei riuscito a trovare una collocazione diversa. Ma io penso che ognuno ha la propria dignità, il proprio orgoglio, e quindi io non ho nulla né da pentirmi di quello che ho fatto né da pentirmi di quello che sto facendo adesso. Nessun rimpianto per la sua parabola personale, ma una punta di amarezza per quella di un centrosinistra italiano sempre più distante dal mondo operaio, prigioniero di uno snobismo da classe agiata. La grande forza della politica del Novecento e anche in questi anni è permettere a persone che magari hanno scelto di non studiare o non hanno potuto studiare e hanno fatto un lavoro di poter diventare amministratori o politici, e quindi questa è la politica, è anche riscossa sociale, riscossa civica, quindi avvicina le persone che non, anche chi in qualche modo fa un lavoro normalissimo, e questo quindi è il grande pregio della politica. Tornare dopo un ventennio nel mondo del lavoro, racconta, significa toccare con mano come questo sia cambiato. Purtroppo le riforme degli ultimi governi hanno contribuito al peggioramento delle condizioni generali. C'è più precarietà, c'è più incertezza,
c'è più preoccupazione di persone che magari hanno la mia età, che insomma non sono più giovanissime, di vedere il proprio futuro arrivare alla pensione. Quindi il primo argomento per esempio è la Fornero, per chi ha una certa età, la riforma della Fornero o la pensione. Sanità adesso, Istituto Oncologico Veneto e Fondazione Città della Speranza, protagonisti a Chicago, la più importante convegno mondiale sulla lotta ai tumori. C'era un pezzo di Padova, il cosiddetto ASCO, ovvero il più importante convegno mondiale dedicato alla ricerca e alla lotta contro i tumori, che si è svolto a Chicago, negli Stati Uniti. Innanzitutto lo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, il Merit Award, il premio indipendente per i migliori giovani oncologi di tutto il mondo, è stato assegnato a Francesca Battaglin, 33enne padovana di Abano, che qui vediamo con i suoi colleghi a Chicago. Specialista in tumori gastrointestinali, attualmente sta svolgendo un'attività di ricerca che le ha permesso di identificare una variante genetica associata al trattamento di chemioterapia in pazienti affetti da tumore del colon. E poi a Chicago erano presenti numerosi altri ricercatori dello IOV con ulteriori relazioni legate a importanti lavori di sviluppo. La Fondazione Città della Speranza invece ha finanziato uno studio europeo che è stato selezionato per il meeting di Chicago per l'impatto che avrà sulla cura dei pazienti ammalati di tumore. Si tratta del rhabdomiosarcoma, che rappresenta il 4% di tutti i tumori infantili, ha origine nel tessuto muscolare, può manifestarsi in qualsiasi parte del corpo. Lo studio ha riguardato 371 pazienti di età compresa tra 6 mesi e 21 anni. 6 mesi di chemioterapia e di mantenimento a basse dosi accrescono la possibilità di guarigione dei bambini. Questo è il risultato dopo circa 10 anni di ricerche, ottenuto grazie a uno studio coordinato dal professor Gianni Bisogno del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell'Università degli Studi di Padova, a cui hanno collaborato 14 nazioni europee. Restiamo a Padova, una Padova che si prepara alla grande festa per Sant'Antonio il 13 di giugno, già più di 20.000 pellegrini transitati in Basilica, intanto in partenza per oltreoceano 2 reliquie. Messico, Brasile, Filippine, poi Croazia, Polonia, Francia e tutte le regioni italiane. Sono già più di 20.000 i pellegrini, più di 5.000 tra sabato e domenica, giunti a Padova per onorare Sant'Antonio nei giorni che portano alla solenne ricorrenza del 13 giugno e alla processione che si snoderà lungo le strade della città. Un santo che non resterà solo a Padova. Le reliquie di Antonio, come da tradizione, sono infatti pronte a partire in questi giorni per l'estero. 2 reliquie andranno pellegrine negli Stati Uniti con tappa finale in Canada, la terza volerà in Australia, nello stato di Adelaide. In Basilica proseguono intanto i pellegrinaggi delle diocesi di tutta Italia durante gli appuntamenti della tradizionale Tredicina, una festa di fede e di popolo che coinvolge in questi giorni tutta la città. L'amore ai tempi dei social, e allora capita che un sindaco molto attento alla tematica scelga di chiedere la mano della sua fidanzata su Facebook. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, ha taggato la foto della sua bellissima compagna con una dichiarazione che in un momento ha scatenato il mondo web. Lei, dolcissima, capelli lunghi e biondi, ha risposto subito, con un fiume di parole, il suo sì. La coppia potrebbe convolare a nozze già a settembre, anche se molto emozionato, il sindaco dice che la data la devono ancora decidere. Ed oggi, a microfono, le parole per la prima volta gli si smorzano in gola, imbarazzato ed emozionato ci dice. No, ieri non voleva essere nulla di così, no? Allora io sono abituato a condividere molto spesso, no? Pensavo fosse una cosa più nostra e poi invece insomma, ha raggiunto tante altre persone, però credo che sia insomma, bello anche condividere i momenti felici. Quando parla della sua Alessandra gli si illuminano gli occhi, soprattutto oggi che Alessandra ha risposto alla sua dichiarazione. Ho avuto una risposta quasi commovente, è stato molto, molto bello anche perché insomma, la nostra quotidianità noi la viviamo, no? Molto intensamente e aver letto quello che ha scritto lei mi ha riempito di gioia. Difficile vedere Della Pietra così, solitamente sicuro, scherzoso e determinato, oggi si è sciolto di fronte alla nostra richiesta. Dopo i social, perché non fare la dichiarazione al microfono? Io credo che non servano nemmeno parole, però Alessandra ti amo e quindi sono felicissimo così, ma se vorrai sposarmi mi renderai ancora più felice di così.
Questione di cuore, ma questa volta non parliamo di amore, parliamo proprio di cuore, di sanità. E allora, ore 13, fra pochissimo, avremo ospite il dottor Carlo Cernetti, direttore dell'unità operativa della cardiologia all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, il dottor Roberto Mantovan, direttore dell'unità operativa cardiologia, sempre dell'ospedale di Conegliano, quindi dei due ospedali di Treviso e di Conegliano, per parlare proprio di tematiche sanitarie legate al cuore. Come sempre, se volete intervenire potete farlo in diretta oppure sulla pagina Facebook per le vostre richieste, le vostre domande su un tema così delicato. Questa sera poi a 20:10 ancora la politica in primo piano e le elezioni amministrative di Treviso. Avremo ospite questa sera il candidato sindaco di Treviso per il Movimento 5 Stelle, Domenico Lo Sappio. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma con i consueti disturbi sui monti. Vediamo il dettaglio di martedì 5 giugno. Sul Veneto sarà buono al mattino con ampio soleggiamento. Dal pomeriggio aumenteranno le nubi, anche con qualche temporale associato, specie sui rilievi del Bellunese e del Vicentino. In genere asciutto ovunque altrove. Temperature minime tra 15 e 19 gradi. Valori massimi compresi invece tra 23 e 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, qualche spazio soleggiato in più al mattino, poi col passare delle ore lieve peggioramento con qualche rovescio possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 27 gradi circa. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Situazione del tutto simile, sarà infatti buono al mattino, poi nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti. Migliorerà ovunque entro la serata. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, valori massimi che si attesteranno invece intorno ai 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.